Manifestazione lampo o flash mob sotto le finestre della provincia per CGIL Cisle Will. Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro è stato il motto per sensibilizzare l'opinione pubblica. Chi deve fermarla? Noi chiediamo che la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro parta dalla scuola, dall'infanzia, perché non è più pensabile che si possa arrivare a queste condizioni. Poi secondariamente vanno fatti più controlli. Noi è da anni che rivendichiamo una carenza per quanto riguarda gli operatori dello Spisal per il controllo delle aziende. Quest'anno rispetto all'anno precedente l'indice mortalità è cresciuto dell'11,4%, è inaccettabile questo. Siamo preoccupati anche per la ripartenza perché le aziende che sono state chiuse, bloccate da questa emergenza dovranno pompare al massimo, per cui ci preoccupa anche questo. Una situazione che non solo in Veneto, ma in particolare per la provincia di Padova, la CGIL definisce preoccupante. Perché comunque anche se vi è stato il blocco dei licenziamenti e una riduzione rispetto al numero di lavoratori impegnati, si sta ponendo una poca attenzione nella vigilanza, nel controllo e nella prevenzione. Ecco perché come funzione pubblica riteniamo che se non si investe sul numero delle persone che lavorano su questo tema non potremo andare a fare vigilanza e controllo e prevenzione rispetto a cantieri, luoghi di lavoro, grandi aziende e piccole e medie imprese. Sulla sicurezza va cambiata la mentalità delle persone. Datori di lavoro e lavoratori, oltre all'imprescindibile rispetto della sicurezza, devono aggiornarsi continuamente. Servono tempo e finanze. Tempo e denaro e quindi il profitto diventa l'elemento fondamentale, mentre la sicurezza e la formazione sono lasciate sempre a tergo. Per cui il rilancio è formare e dedicare spazio per sicuramente il rilancio della professionalità, ma con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro.